Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vi propongo subito una nuova partita di questo fortissimo torneo che si sta giocando in questi giorni, il FIDE Swiss Grand Prix. Ok, non sono certo che la parola Grand Prix faccia parte del nome del torneo, comunque è un torneo fortissimo dove i primi due classificati di questo Open si qualificano di diritto al torneo dei candidati, quindi poi avranno la possibilità per il prossimo ciclo mondiale di partecipare al torneo dei candidati. I giocatori protagonisti di questa partita sono due russi che si conoscono molto bene perché fanno parte dell'elite, e il bianco fa parte anche dell'elite mondiale, per un periodo ha raggiunto i primi 10 posti in classifica nella graduatoria mondiale, che si chiama Nikita Vityukov, e con il nero un altro giovane russo, Pavel Ponkratov. La partita inizia così, quindi C4 e 5 siamo nel pieno dell'apertura inglese, dopo G3 cavallo F6 siamo proprio nella posizione principale dell'inglese. Cosa dire? Il bianco vuole senz'altro cercare di avere un controllo a distanza sulle case bianche, in particolar modo la casa D5 e la casa 4. Il nero, da parte sua, cerca di occupare fisicamente queste case e quindi inizia la sua partita con D5 alla terza mossa. Il cambio è obbligato ogni qualvolta il vostro avversario ha due pedoni posizionati lì al centro della scacchiera. Se potete dovete rimuovere uno dei due, altrimenti correrete il rischio di andare in svantaggio di spazio. Cavallo per D5, cavallo F3, attacca il pedone. Qui siamo in piena preparazione perché Vityukov ha già giocato questa posizione in altri contesti, e quindi ogni sottigliezza, ogni inversione di mosse, ogni mossa che possa sembrare e sorprendere l'avversario è chiaramente frutto di preparazioni casalinghe. Si attacca un pedone, il nero lo difende a rocco corto, e adesso è il momento più impegnativo perché esistono più modi di interpretare questa posizione. Alfiere 7 è una mossa un po' più tranquilla, lineare. L'idea del bianco è quella di controllare il centro a distanza. In questo modo il nero cerca di impostare uno schema molto più solido, magari alfiere 7 a rocco corto. Il nero ha una posizione solida, se avrà necessità di difendere il pedone centrale potrà farlo in futuro con F6. La posizione è abbastanza comoda. E invece il nero non si tira indietro nonostante il bianco abbia più elo, perché sta giocando con 2730 punti contro i 2660 del nero, e gioca una mossa aggressiva, F5. Per chi magari dà uno sguardo a questa posizione potrebbe sembrare un indebolimento, perché muovere il pedone F fin quando non abbiamo arroccato sembra sempre molto rischioso. Qual è l'idea? L'idea del nero è fissare un pedone in E4 qualora il bianco decida di prendere spazio con la sua spinta. Se il bianco gioca D4 il nero è contento, spinge al centro e guadagna un tempo sul cavallo bianco. Il cavallo si sposterà, la partita chiaramente continuerà secondo altri sviluppi, però il nero magari ha una posizione solida in cui questo pedone dà parecchio fastidio. In partita è stata giocata cavallo C3. Indirettamente si trovano due pezzi coordinati sulla casa D5. Il nero ha deciso di cambiare e dopo la ripresa ha giocato alfiere D6. Alfiere D6 esattamente con la stessa idea. Prima o poi il nero giocherà E4, però prima di giocare E4 aspetta che sia il bianco ad attaccare il centro. D4 da parte del bianco e, come detto, come da premessa, arriva finalmente E4 da parte del nero. A questo punto, dato che c'è un piccolo ritardo di sviluppo, e perché il nero si è limitato soltanto a muovere dei pedoni, il bianco salta in G5. Questa è una mossa molto pericolosa, è la tipica coordinazione che potrebbe avvenire tra donna e cavallo contro la rocca avversario. Ogni qualvolta al vostro avversario manchi il pedone F, cercate queste coordinazioni. Il vostro cavallo va in avanti, da lontano l'alfiere o la donna cercheranno di puntare il re avversario. La partita continua perché chiaramente non è avvenuta la mossa dell'arrocco, ma è stata giocata H6 interrogando il cavallo, che va indietro e ha raggiunto un piccolo obiettivo, ossia quello di far spingere i pedoni dell'arrocco, perché più avanti si potrebbe pianificare l'occupazione di questa debole casa G6 del nero. Arrocco corto, F3 per aggredire il centro. In fondo, se questo abbiamo detto essere
Il punto più forte del nero, F3, si limita nella sua rimozione. Pedone per F3, alfiere per F3 e dopo cavallo A5 il bianco decide di prendere spazio. C4 tatticamente è una mossa valida, questo pedone è difeso perché in caso di cattura alfiere di 5 scacco permette al bianco di guadagnare un pezzo. Se il pedone non si può catturare, la minaccia reale è un'ulteriore spinta perché voglio ulteriormente prendere spazio. A questo punto lo spazio il bianco decide di prenderlo con D5, l'alfiere sotto attacco si sposterà e donna D3. Posizione molto solida. Qual è il problema del nero? Qui il bianco sta sicuramente già meglio perché ha più spazio. Sta giocando contro un alfiere e contro un cavallo nero che si trova lì al lato della scacchiera, è difficile riportarlo in gioco e soprattutto sta guadagnando un tempo contro questo pedone in F5. Quindi immaginate qui quanto possa essere difficile per il nero trovare un piano che lo mantenga in partita. Il nero lo cerca e risponde in questo momento con C6, cercando di aggredire immediatamente il centro. Alfiere D2, torre C8 e torre C1. L'obiettivo è mantenere un forte pedone D5 che dopo eventuali semplificazioni permetterà al bianco di avere un pedone libero, passato, sostenuto dai pezzi leggeri, pronto a progredire e ad andare in avanti. Il nero ha catturato in partita con pedone per D5, occhio pedone per D5, l'obiettivo è stato raggiunto e il bianco qui si fa affascinare da una tattica che vi mostrerò tra poco, cercando di proporre al nero un tatticismo che poi funzionerà, lo vedremo tra poco, che vedremo tra qualche istante. H8 sulla scacchiera, torre per C8, donna per C8 e adesso la semplice tattica è quella di deviare la donna dalla difesa dalla difesa del cavallo. Cosa potrebbe accadere su alfiere per A5? Vi interrogo, mettete in pausa in video. Qui il nero in realtà il cavallo in A5 lo difendeva. Non so se avete messo in pausa il video, comunque sia il cavallo in A5 era indirettamente difeso da questo scacco intermedio alla quale seguirebbe la cattura dell'alfiere in A5. Dunque in partita dopo torre per C8, donna per C8, torre C1, mossa facile, colonna aperta, colonna libera, metto la torre, guadagno un tempo sulla donna del mio avversario e allora a questo punto mi preparo a portare altri pezzi in gioco. Cavallo F4, idea cavallo E6, idea donna per F5 seguita da cavallo G6 scacco, dettaglio importante perché permetterà al bianco di guadagnare pedoni e materiali durante la partita. B5 sulla scacchiera, donna per F5, cavallo G6 nell'aria e qui dicevo prima che il nero si fa affascinare da un tatticismo che in realtà non c'è più perché gioca alfiere per F4, donna per F4 e dopo alfiere per D5 c'è un momento in cui possiamo vedere che questa donna difende il cavallo, difende anche il pezzo lì al centro della scacchiera, ma il problema reale è che dopo alfiere per il nero non è in grado di fare torre per F4 perché perderebbe la donna e qui dal punto di vista materiale la posizione è compromessa perché si ha un pezzo in meno e infatti in partita dopo alfiere per A5 c'è un tentativo disperato giocando donna E8 ma dopo donna D4 sono soltanto 26 mosse, il nero si arrende. Ok, è stata un'apertura inglese, questo è l'8º turno del campionato del torneo svizzero della FIDE, dopodiché dopo il quale i primi due giocatori in classifica si qualificheranno per il torneo dei candidati. Vityugov con questa vittoria aggancia la seconda posizione in classifica e vediamo se a 3 turni dal termine riuscirà a mantenerla. Rivediamo la partita, quindi C4 e 5, alfiere G2, questa è un'apertura inglese, cavallo F3 molto lineare e dopo arrocco il nero decide di impostare un gioco tagliente, F5 è una mossa molto aggressiva, cavallo C3, il bianco offre il cambio al centro, il nero lo accetta e a questo punto dopo alfiere D6 D4 per prendere spazio. Ricordiamo che quando il bianco gioca D4 per attaccare 5 l'idea di F5 è proprio quella della partita, quindi giocare 4 per attaccare. Cavallo G5 neutralizza e non permette al nero di arroccare corto e dopo H6 cavallo H3
la partita prosegue in questo modo. Si potrebbe anche dire che questa posizione a colori invertiti rientra nell'apertura moderna, quindi quell'apertura in cui il nero inizia a giocare G6, fiere G7 e se poi gioca la variante con C6 D5 più o meno gli schemi di attacco sono gli stessi che sta giocando qui il bianco. C4 è un bel dettaglio, un'ottima mossa che permette di prendere spazio. Qui in realtà sia C5 che D5 sono ottime mosse per il bianco, e allora vuol dire che l'apertura del nero non è poi andata a buon fine. Donna D3 si attacca F5, C6 per portare i pezzi in gioco e la partita prosegue finché il bianco magicamente si ritrova con un pedone D5 libero passato sostenuto dai propri pezzi. Re H8, torre per C8, il cambio in C8, dopo torre C1 si guadagna il tempo e qui è il momento di concretizzare portando altri pezzi in gioco. B5 la mossa della partita, cercando di creare tattica un po' in modo direi disperato, perché dopo donna per F5 purtroppo si perde un pedone e con esso anche la partita, perché il tatticismo che cercava il nero con alfiere per D5 viene neutralizzato dalla cattura del cavallo e a questo punto con un pezzo in meno è improbabile riuscire a resistere contro un giocatore quotato come Vitiukov da bianco. Spero che questa partita vi sia piaciuta, colgo l'occasione per salutare i ragazzi di Acquiterme che ho incontrato personalmente. Appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!